il simbolo della lista civica che si chiamerà Angelo Tabaro, il sindaco di Portogallo. Un simbolo che nasce dalla creatività di una persona che non vuole essere nominata, mi ha chiesto di non nominarla, ma che è simbolicamente molto importante, perché quell'ala che così svetta dalla merlatura del municipio sta a simboleggiare la volontà di far volare alto la politica portoghese, ma sta anche a simboleggiare un'ala protettrice che è quella di Angelo Tabaro sulle sorti della nostra città. Questo sarà il simbolo della nostra città. Allora, prima di cedere la parola al candidato sindaco, noi in genere in queste riunioni che sono di presentazione, siano esse conferenze stampa, come dire, non sono previsti in qualche modo interventi dal pubblico, però l'amico Renzo Mazzon, come avete visto, mi ha consegnato un biglietto in cui mi chiede di fare intervenire il professor Adriano Drigo, che come sapete è il coordinatore segretario comunale dell'UDC. Vedo che ci sono, oltre all'ingegner Mazzon, molti rappresentanti di questa formazione politica. Io credo che non ci sia niente in contrario di dare la parola al professor Drigo. Io rubo solo un attimo, volevo approfittare dell'occasione con la presenza della stampa per manifestare, stanti le sostanziali convergenze programmatiche che abbiamo verificato in più occasioni e dopo ampio giro di consultazioni, l'intenzione e la volontà dell'UDC di sostenere l'UDC locale, di sostenere Angelo Tabaro quale sindaco di Portogruaro. Posizione che non è ancora formalizzata, ma che formalizzeremo quanto prima. Grazie, scusate. Bene, questo è, credo, per la stampa un'ulteriore notizia, quindi ci fa piacere che questa sia stata manifestata in questa sede. Quindi grazie agli amici dell'UDC, quindi da questo momento in poi, e come ho dichiarato in altre occasioni, nell'attesa che altre formazioni rispondano positivamente a questo nostro appello, oggi possiamo considerarci una sorta di corazzata Potionchi, insomma una piccola corazzata Potionchi. Abbiamo il più grande partito italiano, che è il Popolo della Libertà, che ha convintamente sostenuto e sosterrà Angelo Tabaro, abbiamo la nostra lista civica e da questo momento in poi abbiamo l'UDC, quindi credo che possiamo considerarci una bella consistente forza.